Fedullah, buonasera, andiamo subito con le notizie perché oggi è stata una giornata di belle trattative e poi Viscogliosi ci racconta tutto dagli hotel. Ciao Alfredo, vai! Ciao Michele, buonasera a voi. Poi andremo sulle notizie Milan e Napoli soprattutto, anche un po' di Fiorentina, ma insomma volevo tornare anche sulle dichiarazioni recenti che ha rilasciato Osimhen pochi minuti fa, un portale, un podcast, e lui ha detto delle cose che comunque fanno un po' riflettere, perché come abbiamo sempre pensato che l'Al-Hilal, ha parlato Gianluigi di Theo Hernandez, possa tornare all'assalto di Hernandez e convincerlo a son di milioni erano stati offerti a Osimhen. Ricordiamo che l'Al-Hilal era arrivato a una cifra di 40 milioni l'anno e lui aveva detto di no, soprattutto perché non aveva tanta voglia di partecipare al mondiale per club, ma non aveva neanche tanta voglia di andare in Arabia. Queste cose possono cambiare, però le sue dichiarazioni di stasera, lui dice: io non ho fretta, voglio farmi le vacanze, sono accostato ad altre squadre, ho tempo per decidere, non voglio prendere una decisione. Sono delle dichiarazioni che, ripeto, domani mattina, come ti ho sempre detto, lui cambia idea dalla sera alla mattina, ma ora penso solo alle vacanze. Sono delle dichiarazioni che, se dovessero persistere sulla sua attesa, significa che lui vuole ancora respingere l'offerta araba, anche perché più di 40 quanto gli possono dare? 50, più di 50 gli possono dare 60, ma già 40 erano una cifra congrua, e questa è una speranza, la viviamo così, è una speranza per la Juventus e per chi comunque vuole fare un'offerta, indipendentemente dal fatto che sia cambiato il management. Il management di prima era andato diretto su Osimhen, il management di adesso ha continuato a seguire Osimhen. Io credo che queste dichiarazioni vadano giustamente interpretate come una sua forma di voler prendere tempo, non so fino a quando, però ricordo che dal 1° al 15 luglio entriamo nel territorio della clausola. La clausola prima non esiste, nel senso che adesso è una trattativa libera. Dal 1° al 15 entriamo nei famosi 75 milioni, vedremo per quanto tempo lui resisterà. Ma lui cosa aspetta e chi aspetta? Qual è il gioco di Osimhen? Tu l'hai capito? Secondo me lui aspetta la Premier League, è sempre stato il suo sogno, vediamo se il Manchester United o l'Arsenal che stanno cercando possono affondare il colpo, lui aspetta quello. Qualora non ci dovesse arrivare è normale che 40 milioni incominceranno a farlo vacillare, però oggi più che quello lui vuole assolutamente la Premier League. Prossimo anno, ricordiamoci, quest'anno c'è la Coppa d'Africa e lui è uno dei protagonisti della Nigeria. Ci sarà il mondiale il prossimo anno dove la Nigeria vuole essere protagonista e di conseguenza lui vuole un campionato top e secondo me sicuramente dietro l'angolo qualcosa c'è. Esce Nunez, potrebbe esserci anche. No, io volevo soltanto aggiungere, volevo aggiungere Alfredo, che poi Mimmo. Allora, il Manchester United, io non ho notizie sul Manchester United. Le cose del Liverpool che vengono lanciate dall'Inghilterra fanno pandan con i discorsi che abbiamo fatto su Nunez e Chiesa, che sono due obiettivi con priorità diverse che piacciono al Napoli, ma che io sappia fin qui non c'è stato un dialogo diretto tra il Liverpool e il Napoli. Può darsi pure che ci sia, il Liverpool ha speso 140 milioni per prendere Wirtz, che adesso si è presentato per le visite, ha fatto anche altre operazioni sulle due fasce, prendendo sia a destra che a sinistra e spendendo un sacco di soldi. Ora è normale che il Liverpool debba cedere e questa è una notizia importante per il Napoli, perché poi ti darò dei dettagli ulteriori su Nunez. Il Napoli può acquistare Luca stasera, però che io sappia Conte vuole un profilo internazionale. E non è un profilo internazionale, poi cercherò di darti anche delle cifre più tardi, non è un profilo internazionale che debba andare in rotta di collisione con Lukaku, cioè il concetto non è ma se io prendo Nunez cosa faccio di Lukaku? Questo concetto lo hanno già esaminato, lo hanno già vivisezionato, altrimenti non sarebbero andati su Nunez. C'è una fattibilità di operazione e su Osimhen, ti ripeto, io tengo ancora una piccola finestra aperta per l'Italia, per un solo club, fin quando lui non deciderà. Scusa sì. Fedullah, solo una precisazione. A me risulta, però posso anche sbagliarmi, la clausola vale non per l'Italia, giusto? No, questo è il cartello principale. La clausola non vale per l'Italia, vale soltanto per l'estero. Si tratta di capire cosa a lui sta bene, perché la vecchia strategia prevedeva un accordo con la Juventus per andare oltre il 15 luglio, quando finirà il mondiale per club, indipendentemente dal percorso della Juve, e per poi andare dal Napoli e dire: ma avete visto, lui rifiuta l'estero,
E adesso che facciamo? Vi offriamo noi 75 milioni e quindi usciremmo dalla clausola, perché poi, e concludo, è anche necessità del Napoli cederlo, perché c'è un'opzione rispetto al contratto che scade nel 2026, c'è un'opzione a favore. Il Napoli può rinnovare il contratto, ma vi dico la cifra, sono 15 milioni netti. Cioè, se lui rinnova quel contratto fino al 2027 scattano quindi ha interesse il Napoli a trovare una soluzione al più presto possibile. Quindi vediamo se lui aprirà la rabbia o se andremo più avanti nel tempo, e andando più avanti nel tempo si possono aprire altri scenari. Mimmo. Sì, no, Spero di essere stato chiaro. quello che dice Alfredo. Secondo me la valutazione importante è proprio quella tra Lucca e Nunez, cioè di un profilo diverso, perché il Napoli, dovendo fare la Champions, ovviamente ha bisogno di un attaccante con esperienza internazionale, quindi quella pista là anche di Osimhen verso Liverpool, secondo me nelle prossime settimane potrebbe avere degli sviluppi. Allora, sul Anche Napoli, il livello è completamente diverso, però. È tra Nunez e Lucca, non me ne voglia Lucca, ma insomma, oggi come oggi. sono profili E Credo questa che è la il livello valutazione sia- che sta facendo anche il Napoli. No, siccome l'ho fatta anch'io, questa valutazione che ha fatto il giudice, e chiaramente le reazioni sono però- state: ma come Lucca? Ma nessuno discute Lucca, ma nessuno discute Lucca. Allora, per Lucca ci vogliono 30 milioni più bonus. Io non credo a cifre, ma quando Michele ne ha parlato a gennaio, correggimi se sbaglio, quando il Milan ci aveva provato come forma di cautela in attesa di Gimenez, mi pare che tu avessi parlato di 30-35 milioni. Poi da quel momento in poi non è che Lucca ha smesso di segnare. 30-35. Esatto. Non è che da quel momento Lucca ha smesso di segnare, da quel momento Lucca ha continuato a segnare. Poi più tardi ti do anche la valutazione, la sto verificando, di queste ore che il Napoli dà a Nunez. Non c'è un abisso. Poi ripeto, il Napoli può decidere di mollare quella pista che sta tenendo stretti in questo momento. Bellinazzo, Napoli, re del mercato, incontrastato. Beh, devo dire che quello che è accaduto in questi anni è stata appunto la costruzione di un modello societario vincente. Possiamo fare neanche un ragionamento un po' più ampio, sociale, culturale, calcistico, lo possiamo allargare un po', cioè Napoli che comanda il mercato italiano, è una notizia per me, cioè Milano, È la Juventus notizia, è la che notizia. devono guardare al conto, invece il Napoli che ha lavorato bene con De Laurentiis in questi anni, che vince 2 scudetti negli ultimi 3 anni, Allora, il è Napoli, un evento storico di come sta cambiando il Napoli il calcio è italiano. andato, se vuoi fare un discorso un po' più ampio, il Napoli è andato in crisi come gran parte del calcio italiano durante la pandemia, ma da quel momento è uscito con 2 bilanci inutili, ha fatto lo record storico di utili in Italia, più di 80 milioni, quando ha vinto lo scudetto e ha fatto il quarto di finale in Champions. Avendo un monte ingaggi abbastanza basso, è riuscito ad accumulare circa 200 milioni di disponibilità liquide, cioè in bilancio sui conti correnti del Napoli al 30 giugno 2024 c'erano 200 milioni. Dopodiché a gennaio ha ceduto Quara, è ritornato in Champions e quindi ha legittimamente la possibilità di accedere a un altro, diciamo, tesoretto da 60 milioni. C'è Osimhen che di fatto è un assegno circolare e quindi questo permette al Napoli di avere una forza, diciamo, che lo stesso presidente ha quantificato in 300 milioni tra quello che saranno gli ingaggi dati, insomma, in più rispetto all'attuale monte ingaggi e l'acquisto dei cartellini, ed è una cifra a cui nessun club italiano può arrivare. Diciamo, non ci può arrivare nessun club italiano per almeno un paio d'anni, perché tutti gli altri sono in una fase di ricostruzione, di riequilibrio dei conti. Il Milan ci è arrivato prima, ma con difficoltà sportive, quindi deve investire di più, ma sappiamo che Redbird vuole, ed Elliott vogliono l'equilibrio dei conti. L'Inter e la Juve ci arrivano in questa fase con dei passivi mostri. La Juve ha perso 200 milioni, ha dovuto fare un altro aumento di capitale. L'Inter arriva a Octree, anche l'Inter arriva risanando i conti, ma dovendo stare attento al bilancio e quindi guardando a una fase di ricostruzione con equilibrio e con un nuovo modello di mercato che deve puntare più sui giovani che sui grandi campioni. Quindi Napoli in questo momento ha la prospettiva, facendo le giuste mosse, di aprire, diciamo, un ciclo di 2 o 3 anni, ed hai ragione tu, questa è la motivo notizia. per cui Conte è rimasto. Sì, è il però motivo queste sono per le cui parole di Conte è Sarri che ha rilasciato lunedì, l'abbiamo trasmessa in onda, un'esclusiva faccia a faccia con Pedullà,
tra una sigarettina e un accendino e l'altra, cioè Sarri dice una cosa importante, Mimmo Cugini, Gazzetta dello Sport, dice possono aprire un ciclo. Qui pensiamo, il Napoli ha vinto lo scudetto quest'anno, sì ma, l'ha vinto 3 anni fa, sì ma, ne ha 22 negli ultimi 3 anni, ma dice per come si sta muovendo e per le difficoltà che stanno riscontrando Juve, Milan e adesso riscontrerà anche l'Inter, perché questo è poco ma sicuro, dice Sarri, il Napoli può aprire un ciclo. Non c'è dubbio. Secondo me il vero test sarà la prossima Champions, cioè che è un po' stata finora nella carriera di Conte, diciamo, l'unica cosa in cui lui non è riuscito ad eccellere. Quest'anno però la costruzione della squadra già da giugno, quindi con grande anticipo, e questo è un altro piccolo grande vantaggio che ha il Napoli rispetto agli altri, perché sicuramente soprattutto Inter e Juve si muoveranno dopo il mondiale per club e magari anche nella fase finale del calciomercato. Hanno 2 allenatori, diciamo, Tudor quasi nuovo, Chivu completamente nuovo, quindi insomma c'è anche questa difficoltà, la stessa difficoltà che è il Milan che ha cambiato completamente prendendo Allegri. Quindi il Napoli parte con un bel vantaggio, ma soprattutto secondo me il vantaggio è la stabilità economica non solo attuale ma anche quella che si prospetta per i prossimi anni. E soprattutto anche l'entusiasmo. Io volevo aggiungere una cosa. Arriva Alfredo, ma lui finisce che arriva da te. No, prego, scusami. Entusiasmo, il fatto che Conte comunque calamità verso di lui i campioni, perché De Bruyne accetta Napoli, ok Napoli, per Conte, per Lukaku, cioè comunque sono giocatori che hanno la forza anche di convincere i propri compagni. E c'è il famoso effetto domino dopo, dai. C'è il famoso effetto domino. Assolutamente, ma De Bruyne che fa bene, Italia, poi arriva De Bruyne. Al di là che gioca nel Napoli, è un bene per il calcio italiano, che lui comunque aveva un ventaglio di scelte e ha scelto il nostro campionato. Dunque ogni tanto bisogna essere contenti anche dei colpi di un giocatore che magari non è della tua squadra ma del tuo campionato. Alfredo, poi Viscogliosi. No, allora io volevo riepilogare, siccome si fanno tanti nomi, noi sul Napoli abbiamo dato 3 nomi. Beukema, che è una storia che nasce a marzo e che Beukema ha detto recentemente, io sono grato al Bologna, ne parlavo anche durante il momento social, ma se passa un autobus devo salire. E l'autobus è il Napoli. Lui ha un accordo totale con il Napoli, esattamente come Ndoye, dopo l'incontro con gli agenti non di oggi, ha raggiunto un accordo totale con il Napoli. Ti ho detto nei giorni scorsi, ti ho raccontato che il Napoli si presenta con 70 milioni. Si presenterà con 70 milioni perché il Bologna ha lo scrupolo, no? Dire ma siamo in Europa League, abbiamo vinto la Coppa Italia, abbiamo confermato italiano, vogliamo fare una squadra forte. Il Bologna si sta muovendo su un paio di difensori in Sud America, credo, e su 2 attaccanti che guarda caso sono attaccanti esterni, uno è Winner del Wolfsburg e un altro è Van Bommel Junior 2004, figlio di Mark Van Bommel che ha fatto molto bene in Olanda, solo che Van Bommel, che ha altre proposte anche in Italia, in questo momento non vuole accettare. Il Napoli ha 3 obiettivi da perseguire oggi: Beukema, Ndoye e Nunez. Sono i 3 nomi che per il Napoli da sempre, come stiamo raccontando, non ci sono altri nomi paralleli, Lucca, altri difensori, e andranno con 70 milioni dal Bologna, può darsi pure che inseriscono una contropartita tecnica, andranno a dire al Bologna, poi tu sei libero di fare come vuoi, ma comunque c'è 2 ragazzi che per te sono stati fondamentali, ma che per noi Champions e richieste di Conte, quindi dobbiamo aspettarci un'irruzione del Napoli dopo tutto quello che il Napoli ha seminato in queste settimane sul fronte Beukema e sul fronte Ndoye. E pensare che il 4º scudetto sembrava già qualcosa di grandissimo, quasi insuperabile, eppure oggi, neanche un mese dopo la grande festa del Maradona, i campioni d'Italia stanno già provando a cucirsi in casa un altro titolo. E la carica sarebbe quella di regina del mercato, perché se oggi lo scettro è sicuramente nelle mani del Napoli, è probabile che lì rimarrà per tutta l'estate, stando ai nomi che circolano sulle scrivanie dei campioni d'Italia. Un mercato da grande, in tutto e per tutto. Marianucci e De Bruyne ci raccontano questo, il boost iniziale di un mercato da fuochi d'artificio. La priorità dalla cessione di Kvaratskhelia
Italia sono almeno 2 esterni d'attacco. Doi del Bologna è il preferito e ha già accettato la destinazione, oltre ovviamente a Beukema, sempre puntato dai riflettori azzurri. Per lo svizzero valutazione di circa 40 milioni, il preferito di Conte, efficace in zona offensiva e sempre pronto a dare una mano quando c'è da tornare. Oltre a lui arriverà necessariamente un altro esterno. Si viaggia dal suggestivo ritorno di Chiesa in Italia, come suggerito velatamente anche da Gattuso per riprendersi la maglia della nazionale, ad Hudson-Odoi, che Conte ha già conosciuto in Inghilterra ed è stato protagonista di un'ottima stagione con il Nottingham. La ruota gira e arriva in zona gol, lì dove il primo nome è quello di Darwin Núñez, chiuso negli spazi e nelle motivazioni a Liverpool, affamato di riscatto e particolarmente affine al mondo azzurro, con Lucca sullo sfondo come alternativa di prima fascia. I gol e chi dovrà evitarli, infatti Milinkovic-Savic è sempre più vicino, nonostante il rinnovo di Meret, perché l'idea di Conte è di avere 2 titolari in ogni ruolo, porta compresa. Sempre considerando la cessione scritta di Osimhen, di cui si tornerà a parlare con forza dal 1° luglio, con la Juventus appostata in attesa di sviluppi, o la situazione Musa e quel gioco a rialzo del Milan che non è proprio piaciuto. Lo scudetto è stato solo il primo traguardo di questo nuovo grande Napoli, pronto a disegnare d'azzurro il mercato per poi ripartire ad estate finita dalla ricerca del bis. Il Napoli, il ruggito del Napoli di Antonio Conte. Allora, negli alberghi di Milano, Viscogliosi, che giornata è stata? Raccontaci tutto. Di nuovo buonasera. Buonasera a te Michele. A proposito di Napoli, comunque continua Paolo Busardò a girare, ad agire anche al mediale alle nostre spalle, perché questa operazione Musa, lo sappiamo, è gelata, tendente alla chiusura, ma comunque va tenuta calda eventualmente, anche perché insomma un elemento per la chiusura e il raffreddamento, oltre a quanto raccontava Francesco Nigro nel Focus di questa offerta a rialzo del Milan che non è piaciuta, c'è anche il fatto che Anghissà dà possibile quasi immediato partente, anche per come si atteggiava nel post scudetto. In realtà sembra poter continuare il suo percorso a Napoli. Chissà quanto ha aiutato anche il rimanere di Antonio Conte nel cuore e nell'animo di Zambo Anghissà. Per il resto giornata calda. Roma. No, volevo aggiungere, a corredo di quello che abbiamo detto sul Napoli, ti posso aggiungere che ci sono stati i primi contatti diretti Napoli-Liverpool. La valutazione di Núñez è tra i 52 e i 53 milioni, il Napoli ha già preventivato una spesa da 40-42, dici sì, sono 10 milioni, ci sono una bella differenza, però il Napoli c'ha sempre, come devo dire, il salvadanaio Osimhen e c'ha la necessità di continuare a provare dopo aver avuto un'apertura di massima da parte di Núñez, che ha delle proposte dall'Arabia che ha sempre rifiutato. Si potrebbe materializzare qualche club in Europa, ma stanno parlando Napoli e Liverpool. Ripeto, Lucca lo teniamo in questa mini lista che il Napoli potrebbe chiudere in qualsiasi momento. Lui ha un ingaggio percorribile, credo non superiore ai 5 milioni a stagione, percorribile anche perché il Napoli si è allargato, e quindi seguiamola, perché sarebbe un colpo importante che noi dobbiamo seguire step by step. Non possiamo dare certezze, ma è da un mese che abbiamo tirato fuori questa cosa a sorpresa che Napoli vuole continuare a perseguire. Su Milinkovic-Savic e Ngongi, il portiere, Meret ha rinnovato ma agli accordi da un po' di tempo, il Napoli può versare la clausola sotto i 20 milioni in qualsiasi momento, ci sta pensando, ci vuole ancora pensare, può darsi che la versi, come il discorso per Musa, non dobbiamo correre molto perché poi per Musa la cosa si è un po' bloccata, il Napoli resta assolutamente in pieno mercato su tutti i fronti. Ottimo, ottimo. Benvenuti su Notizie Napoli Calcio Ufficiale, il vostro canale YouTube di riferimento per tutte le notizie su Napoli. Continuiamo. Oggi vi porto 2 aggiornamenti fondamentali sul nostro amato club. Uno riguarda il futuro di Giacomo Raspadori, l'altro invece le amichevoli estive del Napoli in vista della nuova stagione sotto la guida di Antonio Conte. Mettetevi comodi, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdervi nemmeno un aggiornamento. Partiamo subito. Tifosi azzurri, si torna a parlare di calciomercato e lo facciamo partendo da una voce che ha agitato un po' le acque in queste ore. Il protagonista è Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000, arrivato dal Sassuolo nel 2022, protagonista della cavalcata scudetto e uno dei volti più amati dal tifo partenopeo. Nelle ultime settimane si sono rincorse diverse indiscrezioni sul suo futuro. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, esperto di mercato, la Lazio avrebbe messo gli occhi su Raspadori, valutando l'idea di portarlo nella capitale in vista della prossima stagione. Una suggestione più che una trattativa vera e propria, ma che fa riflettere.
Secondo Pedullà, il Napoli avrebbe già fissato il prezzo del cartellino a non meno di 30 milioni di euro, una cifra importante che testimonia quanto il club tenga a questo giocatore. Tuttavia, l'aspetto più rilevante riguarda la volontà dello stesso Raspadori, che, a quanto pare, non avrebbe alcuna intenzione di lasciare Napoli. Il ragazzo infatti avrebbe alzato un muro netto davanti a qualsiasi ipotesi di addio, e non è difficile capire perché. Con l'arrivo di Antonio Conte, l'attaccante ha subito trovato terreno fertile. Grinta, duttilità tattica e spirito di sacrificio sono qualità che piacciono all'ex tecnico di Juventus, Inter e Chelsea. Conte ha fatto sapere alla società di voler puntare su di lui anche nella prossima stagione, inserendolo nel suo progetto tecnico come pedina offensiva, mobile, capace di giocare sia dietro la punta che da esterno offensivo. La situazione al momento è chiara, nessuna trattativa aperta. Tra Lazio e Napoli, interesse sì, ma niente di concreto e soprattutto Raspadori non vuole muoversi. Il giocatore è felice in azzurro, si sente parte integrante del progetto e vuole rilanciarsi dopo un'annata di alti e bassi, in cui, va detto, non è stato valorizzato al massimo. Attenzione però, il mercato è lungo e fino al 31 agosto tutto può succedere, ma ad oggi l'unica risposta che Raspadori ha dato è un secco no grazie alla partenza. E questo, cari tifosi, è un segnale forte di attaccamento alla maglia. Passiamo ora al secondo grande aggiornamento della giornata, che riguarda il ritiro estivo del Napoli e in particolare il programma delle amichevoli internazionali che gli azzurri disputeranno sotto gli occhi attenti di Antonio Conte. Il programma prevede 2 ritiri distinti, dal 17 al 25 luglio a Di Maro in Trentino e poi il passaggio a Castel di Sangro dal 30 luglio al 14 agosto. Proprio in Abruzzo andrà in scena la vera e propria preparazione estiva, con 3 test importanti già fissati. A rivelarlo è stato il giornalista Ciro Troise, sempre ben informato sul mondo Napoli. Secondo quanto riportato tramite il suo profilo su X, ex Twitter, gli azzurri affronteranno 3 squadre durante il ritiro di Castel di Sangro. Paris FC. Si tratta della prima sfida in programma. La squadra francese milita nella Ligue 2, ma ha un progetto ambizioso, fatto di giovani e gioco propositivo. Sarà il primo banco di prova per testare le idee tattiche di Conte. Girona. Il secondo test sarà contro gli spagnoli del Girona, squadra che nell'ultima stagione ha stupito tutti in Liga con il suo calcio spettacolare. Un avversario di livello, perfetto per iniziare a capire il grado di tenuta della rosa partenopea contro club europei più rodati. Olympiakos. Si chiude col botto. Il terzo e ultimo match sarà contro i campioni di Grecia, l'Olympiakos, club dalla grande tradizione europea. Una sfida affascinante che con ogni probabilità rappresenterà l'ultimo test prima dell'inizio ufficiale della stagione. Il match contro i greci dovrebbe essere l'ultima partita prima di Sassuolo-Napoli, in programma il 23 agosto, ovvero la prima giornata di Serie A 2025-2026. Una partita da affrontare al meglio e questi amichevoli saranno fondamentali per arrivare pronti e affiatati. Per Conte sarà anche l'occasione di valutare la rosa a disposizione, testare le condizioni fisiche dei singoli, inserire eventuali nuovi acquisti e capire su chi potrà contare appieno. Da questi amichevoli potrebbero arrivare indicazioni decisive anche in ottica mercato. Chi resta, chi parte, chi convince e chi dovrà fare ancora di più per guadagnarsi la maglia da titolare. Come sempre vi invito a commentare qui sotto. Cosa ne pensate del futuro di Raspadori? E quale di questi amichevoli vi incuriosisce di più? Lasciate un like, attivate la campanella e seguite Notizie Napoli Calcio ufficiale per restare sempre aggiornati con passione e verità sul nostro grande Napoli. Forza Napoli sempre!